Può fischiare l'arbitro. Pronto ad andare il 10. Cerca il lato di sinistra, la mette alle spalle del portiere, sbloccando la partita dopo 24 minuti. La sblocca lo Sport Palermo, la sblocca Marco Minnone, sempre il 10, sempre lui. Ancora oggi, ancora a segno per il gol che vale l'1-0, 1-0 Sport Palermo, si sblocca la partita. Fischia il signor Borzi, parte Cannavo col mancino, spiazza Marra, ha pareggiato l'Atletico Partinico, esecuzione perfetta da calcio di rigore, poi la lato portiere dall'altro. Marra non può arrivare qui e fa l'1-1, pareggia l'Atletico Partinico a 90 secondi dalla fine del 45esimo. Costantino Minnone ha bisogno di andare in porta così, occhio a Monti, lo scavetto vincente, lo Sport Palermo a 2 dalla fine segna con Monti, freddissimo sotto porta, non sbaglia, Minnone serve l'assist, lo Sport Palermo va sopra di 1, Minnone per Monti, il gol del 2-1, Sport Palermo 2, Atletico Partinico 1, allo scadere, a 2 dalla fine, ha segnato Monti. Giocata corta, si deve difendere per il possesso, Minnone non riesce, manda via Amboa, Ciacio prolunga, c'è la Costantino ora, Rosario Costantino, dentro l'area vuole Cirmi, resta lì Monti, deve chiuderle, la chiude Monti, nel giro di 1 minuto, Monti ne fa 2, lo Sport Palermo allunga, raddoppia e chiude il vantaggio, prendendosi questi 3 punti, ci pensa Monti, lo fa per ben 2 volte nel giro di 1 minuto, ed è 3-1.